Terza corsa, è il secondo confronto per i 3 anni di giornata, questa volta prova aperta a maschi e femmine, vincitori da 2 a 12.000 euro in carriera, ci sono dei soggetti interessanti al via. All'1 Furia Love Baldo, Sandro Miraglia, 2 Flipper di No, Lorenzo Baldi, 3 Frankie Bar, Marco Stefani, 4 Freccia Killer Gar, Alessandro Gocciadoro, 5 Fanny Breed, Antonio Di Nardo, 6 Fonte Chiara Par, Roberto Vecchione, 7 Flash NP, Ferdinando Pisacane. Parte con molta cautela Fonte Chiara Par dal 6, galoppa Flipper di No. In partenza Freccia Killer Gar contiene Fanny Breed. Le due più attese nella fase iniziale si danno subito lotta all'imbocco della prima piegata. Fanny Breed che prova ad insistere su Freccia Killer Gar. Poi si deve però adeguare perché Freccia Killer rientra all'avversaria. Terza posizione per Furia Love Baldo che precede Fresh NP al largo Frankie Bar. 14,6 il lancio di Freccia Killer che riprende ora in mano, prova ad avanzare allora allo scoperto Frankie Bar che a lato di Furia Love Baldo e cerca di portarsi sulla testa, va a fare la seconda pariglia Flash NP. 400 metri in 34, rallenta ora il ritmo Alessandro Gocciadoro con Freccia Killer Gar, arriva al largo Frankie Bar, rimane seconda in corda, a contatto Fanny Breed, poi Furia Love Baldo e Flash NP. Se ne va un giro di corsa con Frankie Bar che è arrivato a lato di Freccia Killer Gar, 1-1-9 per i primi 800 metri di corsa. In vantaggio Freccia Killer, secondo in corda sempre Fanny Breed, di fuori Frankie Bar. I 1000 di gara se ne vanno in 1-17-1. Numero 6, continua davanti Par, Freccia Killer che ribatte alle offensive di Frankie Bar, poi ancora Fanny Breed, quarto passa Flash NP. Quando siamo a 400 dalla conclusione la frazione di line 14,7, Freccia Killer Gar che cerca la fuga da Frankie Bar che non demorde al suo esterno, poi Fanny Breed e Flash NP all'ingresso addirittura d'arrivo, piegata in 14,8 la retta per Freccia Killer Gar che si difende da Frankie Bar, poi Flash NP, Freccia Killer Gar che respinge tutta strada Frankie Bar al terzo Flash NP. 29,6 ad arrivare, 1,15,3 il ragguaglio cronometrico. La vittoria in percorso di testa per Freccia Killer Gar, alla prima per Alessandro Gocciadoro che allena e guida per i colori della scuderia Virginia Trotto, coast to coast, per la figlia di Varen e Roccia Killer Gar che respinge tutta strada un ottimo Frankie Bar che se la fa allo scoperto dal primo all'ultimo metro. Al terzo posto Flash NP.